È un capodanno certamente inedito quello che si trovano ad affrontare i titolari dei pubblici esercizi, perché contrariamente all'anno scorso le attività sono aperte, si possono frequentare appunto i ristoranti per il veglione di Capodanno, però dall'altro lato l'impennarsi dei contagi porta le persone a non prenotare o a disdettare appunto i cenoni dell'ultimo dell'anno qualora fossero stati prenotati. Questo è lo scenario che si trovano ad affrontare i ristoratori padovani in vista dei veglioni di Capodanno. Le attività hanno già iniziato a fare scorte per gestire le tradizionali cene dell'ultimo dell'anno, facendo investimenti anche se le presenze saranno meno delle potenzialità. Alcuni ristoratori stanno addirittura scegliendo di non aprire e dedicarsi all'asporto. È un servizio, quello per Asporto, che tutto sommato aiuta le imprese a muovere un po' il fatturato, però non tutti possono proporlo perché dipende molto dall'ubicazione geografica dei ristoranti. È chiaro che se c'è un ristorante sperduto nella campagna o che si trova magari sulla cima di qualche collina dei nostri colli euganei, il servizio per asporto o di consegna a domicilio purtroppo non sono praticabili. L'Associazione dei Pubblici Esercizi torna a chiedere con forza misure compensative ed un incontro con il presidente della regione per illustrare le difficoltà che sta affrontando il comparto. L'appello del presidente di APP Erminio Laimo e del segretario Filippo Segato è ad una mobilitazione di tutta la classe politica padovana e veneta per tutelare il lavoro di baristi e ristoratori. Chiediamo ad esempio il prolungamento della moratoria sui mutui, il rinnovo della cassa integrazione Covid per le imprese che non possono beneficiare della cassa integrazione ordinaria e la erogazione di contributi e indennizi speciali, così come è già successo nel 2020 e 2021 per i pubblici esercizi, crediti d'imposta e altre iniziative che consentano alle imprese di sopravvivere per i prossimi mesi. Questo noi ci attendiamo dai nostri responsabili e referenti politici e auspichiamo che vengano prese presto in considerazione le nostre legittime richieste.